cioè non ci sono parole, ecco, non ci sono proprio parole. A Maniago oggi è difficile trovare le parole. La notizia della scomparsa di Carlo Chiodini, 44 anni, ha lasciato un vuoto in tutta la comunità. I genitori, Carolina e Giancarlo, insieme alla sorella Raffaella, nelle scorse ore sono partiti per la Francia per raggiungere Carlo, rimasto travolto da una scarica di massi e pietre che si è staccata giovedì dalla parete del versante francese del Monte Bianco. Carlo era nato e cresciuto a Maniago, dove aveva frequentato il liceo scientifico Torricelli, poi gli studi universitari a Trieste e un master alla Bocconi. Negli ultimi anni aveva scelto di vivere a Pieve di Cadore, dove stava realizzando un sogno, ovvero quello di diventare una guida alpina. Era a pochi passi per completare il percorso che lo avrebbe portato sulle montagne, con il ruolo che tanto desiderava. Dispiacere grandissimo, perché io me lo ricordo ancora quando lavoravo, che lui veniva, la mamma, la signora, e dunque è rimasto proprio una grossa delusione. Quando l'ho saputo ieri mattina veramente mi è caduto il mondo addosso. Ecco, conosco i signori, persone molto riservate, ecco. Chi lo conosceva lo ricorda come Carletto, il ragazzo del quartiere, sempre presente tra amici e vicini, con un sorriso pronto e una parola gentile. Ora, mentre la notizia si fa più reale, il dolore si mescola all'incredulità. Una vita spezzata così all'improvviso, lasciando un'intera città a fare i conti con il silenzio di chi ora non c'è più. Un grande dispiacere, ecco, stavo proprio pensando adesso che il pensiero è quello. Pensare a quello che, appunto, avendo l'età di una delle mie figlie, non so cos'altro dire. Mi spiace, sono vicinissima alla famiglia, perché mai un genitore vorrebbe perdere prima il figlio.